Una signora, nel riordinare la propria legnaia, ha rinvenuto una borsa in nylon con all'interno ulteriori involucri in cellophane, dove all'interno ha estratto il materiale che era custodito ed ha rinvenuto da subito una bomba a mano che poi risulterà di fabbricazione ex Jugoslavia. Una bomba a mano tra le mani nel giardino di un'abitazione appena fuori dalle mura della splendida Asolo, un ordiglio inesploso che avrebbe potuto causare una deflagrazione in grado di nuocere a decine di metri di distanza. La sorpresa prima e poi la paura alla scoperta insieme all'ordigno di manutenzioni e molto altro. All'interno quindi sono stati aperti gli involucri, all'interno sono state trovate 2 bombe a mano, modello 75 di fabbricazione ex Jugoslavia, un caricatore per fucile d'assalto AK-47, cosiddetto Kalashnikov, oltre a 136 cartucce calibro 7,62 e altre 70 calibro 9. Immediatamente l'intervento dei carabinieri, assieme anche agli carabinieri artificieri, è stato quello di mettere in sicurezza l'area, proprio perché nel centro del paese dava sicuramente dei problemi in ordine di sicurezza. Bombe a mano difensive usate in guerra dai soldati durante la fuga. Il ritrovamento risale al 19 maggio scorso. L'attività di indagine da parte degli uomini dell'Arma della Compagnia di Castelfranco Veneto è scattata immediatamente, prima con il disinnesco delle bombe e poi con il loro sequestro e parallelamente con le indagini che hanno portato all'arresto di un pluripregiudicato trevigiano di 63 anni, Giovanni Tittoto, disoccupato con precedenti già per furto e rapina. I militari sono arrivati alla sua identificazione grazie alla comparazione del DNA effettuata dal RIS di Parma con le tracce genetiche trovate sulle buste che custodivano gli ordigni. Immediata la perquisizione in casa, dove sono state trovate altre buste come quelle del ritrovamento. L'uomo in passato aveva abitato proprio lì accanto e avrebbe usato dunque la casa dell'ex vicina come nascondiglio per il suo arsenale da guerra. Con il provvedimento notificatogli nella giornata di ieri è stato associato alla casa circondariale di Treviso. Questi reati, fra l'altro la detenzione di materiale deflagrante da guerra, oltre a parti di armi da guerra, munizionamento da guerra e comune da sparo, sono previste pene piuttosto severe in materia di reclusione.